La Nazione Siciliana, notiziario del 24 giugno 2026. La coalizione di centrodestra, ostaggio della Lega? A un segnale di pace ne segue subito uno di guerra. Il comunicato tardivo ma comunque utile della Lega e della DC regionali su Agrigento e la necessità di ricostruire l'unità del centrodestra eleggendo insieme i vertici del Consiglio Comunale è stato seguito dalla conferenza stampa di Luca Sammartino che sui bandi dell'agricoltura chiudeva ad ogni mediazione con il Movimento per l'Autonomia. Il luogo per la risoluzione di ogni controversia dovrebbe essere il tavolo regionale. Finché non sarà così, le ambizioni dei singoli continueranno a mettere a rischio la tenuta del governo Schifani. 402esimo festino di Santa Rosalia. Presentato a Roma presso la sede della Stampa Estera, il 402esimo festino di Santa Rosalia dal 10 al 15 luglio. Presenti oltre al sindaco Lagalla il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella. Anche quest'anno, come negli ultimi due, si conferma il percorso di rinnovamento, non solo un rito religioso ma un evento di forte impatto culturale, economico e di immagine. Si prevede una presenza attorno a 350.000 persone, un aumento dei flussi turistici del 10% e un incremento dei passeggeri dell'aeroporto di oltre il 15%. I miasmi di Priolo Gargallo. Ormai da settimane l'area del comune di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa, è ammorbata da miasmi e puzze insopportabili provenienti dalla vicina zona industriale. Di solito questo tipo di molestie olfattive provengono dal rilascio in atmosfera di idrocarburi non metanici che non hanno valori limite ma vengono comunque monitorati proprio per non rendere insopportabile il fenomeno. La situazione è ormai insostenibile e i cittadini si stanno organizzando per una forte protesta fuori dalla politica. La prefetta ha istituito una commissione tecnica e la procura ha aperto un'indagine. Le liste civiche snaturano la politica. Il fenomeno delle liste civiche ha assunto una dimensione ampia nelle elezioni comunali e spesso fanno da mosche cocchiere ai partiti, senza però che questi ne portino la responsabilità. In particolare nei piccoli comuni le aggregazioni che si formano attorno a singole personalità prescindono dai partiti e sono spesso semplici blocchi di potere. Facciamo l'esempio del sindaco senza partito di Spadafora, arrestato per voto di scambio politico-mafioso. Nessuno ne risponde e quindi a nessuno interessa. Occorre stabilire regole che impediscano il proliferare di questi fenomeni. L'agente morto a Milano era siciliano. Nel corso di un inseguimento con la sua moto ad un SUV che non si era fermato all'alto ad un posto di blocco è morto lunedì a Milano, perdendo il controllo della sua moto, Francesco Imprezzabile, un agente di 39 anni della polizia locale. L'agente era siciliano ed era nato a Mazzara del Vallo. Il conducente del SUV, pregiudicato con obbligo di firma, è stato arrestato. Il sindaco di Mazzara ha espresso il suo cordoglio. Un altro siciliano al nord, un'altra divisa al servizio dei cittadini, ha perso la vita per colpa di uno sciagurato che non intendeva rispettare le regole. La lezione del sindaco trentino che insegue un ladro. Una notizia particolare che leggiamo sul quotidiano La Sicilia ci ha colpito positivamente. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ieri pomeriggio a bordo del suo scooter ha visto un ladro che aveva appena rubato delle borse da un negozio e lo ha inseguito per un bel tratto di strada, finché purtroppo il ladro non si è infilato in una stradina che lo scooter non poteva percorrere. Qualcuno lo ha chiamato sceriffo, altri hanno detto che questo è compito della polizia. Noi lo chiamiamo senso civico e ci piacerebbe che lo avessero tutti i cittadini, compreso, ed è un bene ed un esempio, il sindaco. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.